Sindaco non può essere presente questa mattina perché è al convegno degli amministrativisti sul consumo di suolo, quindi il delegato di provinciale, con me c'è il vice sindaco, ovviamente lo invito anche a dire di due iniziative che lui sta curando particolarmente, se avete il caso. Ecco, allora la conferenza stampa, grazie di essere qua, verte in primis sul premio Prunola, e quindi vediamo gli organizzatori del premio Prunola, Dentro Centro, casa editrice, e quindi questo premio Prunola è ormai diventato, anche se non sono tanti anni che è, diciamo, in attività, però è diventato un punto fermo della cultura rispetto a quella che riguarda i libri, la lettura dei libri, che per me è un punto fondamentale e importante. E in questo senso stiamo anche con la biblioteca rilanciando tutta una serie di operazioni che consentano agli studenti, ma alla popolazione tutta, sostanzialmente di usufruire dei servizi della biblioteca, perché l'aspetto, diciamo, culturale, letterario, lo ritengo un aspetto estremamente importante in un'Italia in cui il 40%, queste sono ultime statistiche, non legge un libro. Sono statistiche, io sono stato lunedì a una conferenza regionale proprio sulla cultura e sono stati dati questi dati drammatici sia sulla lettura di libri ma anche sull'usufruire da parte delle famiglie degli aspetti delle varie possibilità culturali. Abbiamo una fetta di popolazione che ormai sta raggiungendo livelli percentuali elevatissimi, quindi ringrazio gli organizzatori del premio Prunola perché con la loro opera vanno nel senso proprio di propagandare la lettura, la letteratura e favorire anche nuovi talenti. Passo la parola agli organizzatori. Sì. Grazie mille Assessore. Allora, siamo giunti al terzo anno del premio letterario Prunola. Il premio viene organizzato dall'Associazione Dentro al Centro, di cui io, Cocco Alessandro, sono consigliere, in collaborazione con Panda Edizioni, casa editrice di Castelfranco Veneto, di Andrea Tralli e l'amministrazione comunale di Castelfranco. Il premio è partito molto bene, fin dal primo anno abbiamo avuto un ottimo riscontro. Primo anno vincitore degli editi per Giorgio Polixi, abbiamo avuto un anno in cui Matteo Strucco, che quest'anno ha vinto il Bancarella, ha premiato Pier Giorgio Polixi sul palco, è stata una cosa veramente molto bella a Castelfranco e abbiamo continuato a crescere. L'anno scorso abbiamo introdotto la sezione studenti con in palio una borsa di studio per andare a coprire la rata del primo semestre universitario. E altra nota dell'anno scorso, la vincitrice degli inediti Fanny Guidolin è stata poi premiata col libro Storia di straordinaria corsia, edito appunto da Panda Edizioni, al primo congresso Assocher a Matera a ottobre. Forti di questi successi, chiaramente abbiamo guadagnato la fiducia di diversi investitori e partner. Quest'anno abbiamo potuto crescere e le novità quali sono? Innanzitutto la narrativa edita, i premi sono più che raddoppiati, il vincitore della narrativa edita quest'anno porta a casa 1.000 euro tondi, 400 euro al secondo e 200 al terzo, il che ci colloca sulla fascia medio-alta per quanto riguarda i premi letterari, per quanto riguarda appunto il premio narrativa inedita, sempre la pubblicazione. Abbiamo aggiunto su richiesta dei partecipanti la sezione poesia inedita, in quanto c'è un fortissimo fermento di vista, per cui abbiamo voluto venire incontro alle richieste e abbiamo lavorato sulla sezione studenti. Allora noi chiediamo agli studenti di scrivere un racconto, dopo troverete tutti i dettagli nel bando che vi ho allegato. I vincitori del racconto quest'anno sono in palio 2 borse di studio ed entrambe andranno a coprire la prima rata universitaria, quindi un modo per spingere i ragazzi a scrivere, a leggere e a continuare gli studi. In più verrà fornito un bonus di
150 euro ai professori che andranno a presentare gli studenti, da spendere ovviamente in didattica, quindi un piccolo aiuto anche in questo senso. Oltre a un premio speciale di 200 euro che è il premio dedicato a Vittoria Serena, a cui la serata è dedicata già dal primo anno. La partecipazione è totalmente gratuita. Per quanto riguarda i libri editi bisogna spedire 10 copie, ma insomma siamo ampiamente sotto quello che viene richiesto normalmente per partecipare a questi premi. Allora, per quanto riguarda i giovani, dobbiamo cercare di entrare a contatto con i giovani. Abbiamo già avuto una riunione in sala consigliare con i presidi dei vari istituti delle scuole superiori. Per quanto riguarda gli istituti superiori si può partecipare, partecipano non solo gli studenti dell'ultimo anno, ma anche del terzo, del quarto e del quinto anno. Abbiamo parlato con i presidi, in questi giorni abbiamo riscritto tutti i presidi inviando il bando di concorso, chiedendo collaborazione e via dicendo. A capo giuria di quest'anno abbiamo Giacomo Mazzarioli. Giacomo Mazzarioli, che è stato fenomeno editoriale con Inaudi, con mio fratello Nicola Dinosauri, e che in questi giorni è impegnato alla realizzazione della sua prima serie Netflix, si chiama Baby ed è ambientata per l'appunto nel mondo del liceo. È stata annunciata non tantissimi giorni fa perché era un mezzo segreto, molto facile, invece adesso la trovate facilmente in rete, con una serie che sarà di 8 episodi creata da questo collettivo di scrittori, i Grams, di cui fa parte appunto Giacomo. Giacomo che è anche uno dei membri fondatori del Sottosopra. Quindi questa manifestazione che si è svolta a fine settembre a Castelfranco e che ha visto più di 500 giovani lavorare insieme per una manifestazione che sinceramente non si era mai vista qualcosa di veramente diverso. Siamo in ottimi rapporti con loro, così come siamo in ottimi rapporti con i ragazzi del TED. Saranno entrambi alla serata finale e speriamo di portare avanti una collaborazione con tutti quanti. Oltre a Giacomo, quest'anno abbiamo in giuria Lisa Festa, eccola qua, scrittrice Mondadori, Albatros e Quando Edizioni. In realtà Lisa voleva partecipare al premio Prunola già dal primo anno, se non che la buona Lisa abitava nei Pirati Armi, per cui era un po' lontana. Quest'anno è a Castelfranco e ovviamente fa parte della nostra squadra. Molto lieta di farvi Molto parte. lieta, adesso vi dirò anche due parole. In giuria Fanny Guidolin, appunto vincitrice con storia straordinaria Corsia e premiata a Soccer. Gianluca Ascione, giallista di Treviso. Gianluca è un amico, è stato il primo autore Panda Edizioni a stare sul tetto del mondo, nel senso che è stato l'ebook più venduto su Amazon a novembre 2017 per diverso tempo. Era la prima volta che vedeva nel corso nella storia della casa editrice ed è stato ovviamente una grandissima soddisfazione sia per lui sia per la casa editrice. Ha vinto innumerevoli premi e anche lui è stato molto felice di partecipare. Con lui Walter Galati di Castelfranco, scrittore di Castelfranco amato, vincitore del premio Locanda del Doge. Luca Favaro, vincitore degli editi dell'anno scorso con Il tempo senza ore. Ci ha colpito particolarmente la testimonianza di Luca Favaro in quanto subito dopo aver vinto il premio Prunola ha scritto sul suo blog una cosa che ho riportato tra l'altro sulla pagina che vi ho dato. Quando si è trovato lì ha cominciato a vedere gente che si conosceva, come è normale che sia, perché restiamo comunque nell'ambito di Castelfranco, giornalisti si conoscono, presentatori, scrittori e via dicendo. Pensava di trovarsi cito le solite cose all'italiano. Quando si è reso conto di aver vinto, lui che non conosceva nessuno, ha capito che il premio era un premio reale, anche perché abbiamo cercato di essere trasparenti fin dall'inizio per quanto riguarda la votazione e via dicendo. Quando gli abbiamo proposto di far parte della giuria ha subito accettato. Naturalmente in giuria Andrea Trali di Panda Edizioni e in rappresentanza dell'amministrazione comunale Franco Pirotti, l'assessore alla cultura, e Maria Grazia Zolini come presidente della commissione cultura. La serata finale sarà il 7 aprile all'Accademico di Castelfranco
saranno presenti tutti i membri della giuria, i ragazzi verranno premiati da Giacomo, i racconti finalisti della sezione studenti verranno pubblicati in un'antologia specifica che speriamo di poter presentare già alla Fiera del Libro che terremo presumibilmente il 1° maggio, sempre all'interno delle mura, però qui bisogna valutare un attimo la tempistica. Allora, quest'anno abbiamo numerosi sponsor e abbiamo numerosi partner. In particolare siamo contentissimi di avere i due club, il Lion e il Rotary. Entrambi hanno creduto in questo progetto, anche visti i risultati passati, e quindi saranno presenti con noi. Mediolanum e lo studio notarile Dominiani, in particolare lo studio notarile Dominiani si è detta piacevolmente colpita l'anno scorso, ci ha chiesto di partecipare e offre una delle due borse di studio. Bene, in giuria con noi, non me l'ero dimenticato, c'è anche Giorgia Gatto, che è Giorgia è una blogger e collabora con, ho perso il conto del numero delle case editrici con cui collabora, e siti web per scrivere recensioni, siti web, eccetera, eccetera. Colpisce il fatto che ogni tanto si trova lo scrittore famosissimo che ciao, ringrazio questo, ringrazio Giorgia, sempre lei. Tra l'altro, parlando di scrittori conosciuti, Strucul, che era presidente di giuria dell'anno scorso, l'abbiamo contattato grazie a Carlo Vanini della libreria Ubic, e se ce la fa, adesso dovremo sentirci nei prossimi giorni, verrà ad aprire la serata il 7 aprile, quindi avremo il vincitore del Bancarella che verrà a darci una mano in questo senso, sempre ovviamente compatibilmente ai suoi impegni. Le 3 librerie, alle 3 librerie verrà consegnato il bando, la locandina e via dicendo. Abbiamo già avuto modo di presentare libri relativi a Premio Prunola, vincitori non solo, da Massaro alla Mondadori. Grazie a Carlo appunto abbiamo avuto qui a lui abbiamo avuto dei contatti molto importanti e anche lì andiamo a presentare altri libri, e stiamo valutando in questi giorni di preparare delle serate pre-Prunola dove presentare autori e testi che hanno vinto negli anni successivi. Bene, questo è quanto. Faccio dire 2 parole a Lisa e dopo a Giorgia. Beh, io sono molto, molto felice e entusiasta sia della prima edizione, che ci eravamo conosciuti con l'editore Andrea Tralli e di conseguenza Alessandro Coppo, che era tutta quanta nata così per caso con un Prunola. Era nata come sfida, avevamo le sfide e purtroppo non avendo abitato i primi 2 anni qui a Castelfranco, però li ho sempre appoggiati, li ho sempre seguiti e insomma siamo sempre tutti quanti una grande famiglia. E adesso, visto che abito un po' più spesso qui in Italia, e sono onorata e felice di farci parte, e speriamo, mi auguro sicuramente, anche grazie visto le visualizzazioni online, che avremo sempre più successo, anche grazie a voi e al nostro premio Prunola. Il bando ha fatto 2000 visualizzazioni nelle prime 48 ore sul sito del concorso letterario. Ora, a stamattina, prima di venire qua, ho controllato, sommando le visualizzazioni sul premio concorso, sul sito concorsoletterari.it più il sito Panda Edizione e il sito Premio Prunola e via dicendo, siamo circa 5.000 visualizzazioni in 10 giorni. Per noi è un piccolo grande risultato, diciamo. Sono cose? Sono cose i vari siti, calcolando sul sito concorso letterario siamo quasi a 4.000. Dopodiché sono arrivati i primi libri, il primissimo libro tra l'altro è un libro di poesie, immediatamente, una nuova categoria, e quindi siamo molto contenti. Giorgia? Niente, allora io mi occupo praticamente di controllare i libri che arrivano, vedere in che categoria metterli e dargli dei voti. Sostanzialmente il premio è nato pomeriggio, dicendo dai, ma c'è lo strega, noi non possiamo fare il nostro, scusa. Era nata come uno scherzo, in realtà poi ci siamo effettivamente riusciti.
Sì, l'abbiamo fatta. sì, sì. Quindi è una cosa anche per incentivare i giovani a leggere, perché come hanno detto i giovani di adesso non leggono, e è una cosa tremenda sinceramente. Cioè siamo la nazione che legge meno nella comunità europea e questo è veramente preoccupante, e è giusto che i giovani continuino a studiare, che gli venga permesso di studiare, di fare quello che realmente vogliono fare, senza limitazioni di sorta. Quindi se questo è un mezzo che ci permette di far leggere i ragazzi, ben venga. La serata finale, dicevo, sarà il 7 aprile. Se tutto va bene, stiamo lavorando in questo senso, verrà trasmessa in web radio e su Radio Saio, sulla radio sempre di Castelfranco, e ripresa sto prendendo accordi col conservatorio con Panazza. Sarà presente il maestro Zappellon con i ragazzi del conservatorio per quanto riguarda l'aspetto musicale della serata, e dovremo riuscire a riprendere tutto quanto grazie all'appoggio appunto di Panazza. Questo solo per quanto riguarda l'aspetto estetico, diciamo, della serata. Per il resto sta andando tutto molto bene, siamo molto contenti in questo senso. Sono molto contento in particolare di Giacomo Zarioli, perché questo ragazzo ci sta dando veramente una forte mano. Lo sento spesso, l'ho sentito anche 2 giorni fa, nonostante sia impegnatissimo. Sembra proprio che abbia preso a cuore la faccenda, per cui sarà, tra l'altro dovrebbe arrivare o oggi o domani a Castelfranco, nonostante appunto i suoi impegni, e ci tiene tantissimo a essere presente alla serata finale e la vive proprio, nonostante abbia preso parte ovviamente a numerosi premi letterari, abbia girato l'Italia con Einaudi e via dicendo. Sapere che questo premio nasce a Castelfranco, coinvolge prima di tutto la nostra realtà, era fatto bene molto a cuore, quindi molto molto bene. Bene, Alessandro, vuoi dire qualcosa? Uno dei nostri nuovi sponsor. Felice di farne parte, ringrazio Alessandro Coppo che mi ha contattato ancora tempo fa e finalmente siamo riusciti a convergere sulla richiesta, e da parte mia la disponibilità, pertanto contento di farne parte e spero tutto vada bene, insomma, ecco. Un augurio a tutti quanti di buon lavoro.